voleva capire un attimo anche la situazione economica qual è, insomma, e anche lui percepisce che è pesante, insomma. Ha chiesto informazioni sullo stato dell'economia veneta il capo dello Stato, che nel pomeriggio, prima di assistere alla prima della Traviata in Arena, incontrerà i presidenti di Confindustria Veneto e Verona, e non ha fatto mistero Giorgio Napolitano della sua preoccupazione. La sua preoccupazione rispetto alla disoccupazione e alla situazione economica di questo territorio. Mi ha chiesto informazioni, ho parlato della situazione, una situazione che comunque noi vogliamo intravedere con la luce in fondo al tunnel, però è altrettanto vero che non si può non ricordare che abbiamo 142.000 persone che in questo momento sono in cerca di lavoro. Riflessioni sull'economia al centro dei colloqui con il Presidente della Repubblica, ma anche in terra di amministratori del Carroccio, sul federalismo, con alcuni distinguo nella posizione dei due giovani astri veneti della Lega. Il Presidente della Repubblica in un momento difficile come questo, dove tutti lo tirano per la giacchetta, dove comunque è chiaro che lui ha una sua idea, lascia da parte anche la sua idea e pensa all'interesse del Paese. Il problema è la gestione centralista di questa Costituzione, che non ha permesso di avere la seconda parte. La Costituzione dice unitario e autonomo, ma la parte dell'autonomia non si vede. Ricordo che Einaudi diceva che il risorgimento sarà unitario quando tutti avranno la loro dose di autonomia. Ad oggi non c'è.